Bentornato in Veneto, ragazzo. È un inizio settimana di fuoco, però io, ragazzo, se ti può essere di aiuto, di ispirazione, io ringrazio tantissimo la mia salvezza, che sono i promemoria, cioè più che i calendari, i promemoria. Cioè io ho 43 impegni di lavoro, quasi tutti con clienti diversi. Come farei a gestirli? Mi dimenticherei tutto, farei brutte figure, perderei i clienti, soprattutto farei brutte figure. Mattinata ovviamente è volata commissioni per il cibo del cane, un po' di spesa, perché avevo fatto lo svuotafrigo prima di partire, e ora andiamo a sentire per Lemmy, la portiamo a fare la visita di controllo. Bene o male il gonfiore è sempre lì, quindi sì, dovrebbe essere bene. Sentiremo, non so perché spoilerò sempre tutto in anticipo, forse perché ho paura di dimenticarmene. Se serve drenarla, cioè che con la siringa le tirerò fuori ogni tanto la saliva che si forma, o se va lasciata così, insomma, ecco, adesso sentiamo. Vado a prendere Ugane, gli do una bella pannolonata, esatto, metto il pannolone e via. Aggiornamenti a Toto, che per me è un dispositivo molto utile. Continua a rallentare, cioè la musica che parte in esecuzione automatica, già quello mi fa girare le balle, e non è tra le app in esecuzione automatica, perché nelle impostazioni puoi decidere cosa far partire, non c'è, eppure parte. E poi c'è il fatto che le due dashcam partano subito a registrare contemporaneamente, mi rallenta il tutto. Io ho abbassato la qualità della registrazione da 2.7K a quel che era, ho messo a 720p, quindi meno del Full HD, però comunque non va ancora bene, è ancora tutto troppo acerbo. Io credo che Apple abbia capita bene sta roba dell'esperienza d'uso, quella che chiamano loro l'esperienza, perché l'esperienza è il piacere che ti danno le cose, no? Che può essere, non so, un piatto de cozze e gamberi, come può essere un profumo, e come può essere l'uso di queste diavolerie come quella che ho in mano adesso, per riprendere questo discorso, che usiamo tutti i giorni. Quindi è ovvio, per quanto sia sbagliato usare tutti i giorni ste robe, certo, è ovvio che è importante avere degli ottimi strumenti, perché è la cosa che usiamo di più. Cioè, un po' come, non so, il meccanico è ovvio che deve avere un buon trapano, delle buone chiavi, non puoi dargli quelle cinesi che si spannano, che non girano, il trapano che sfriziona, eccetera, hai capito? Perché è la cosa che usa tutti i giorni. Uguale al dentista, che ha bisogno di una buona carega, di una buona lampada per guardare carie e una buona macchina per fare i razzi, hai capito? Perché è il suo lavoro, perché le usa tutti i giorni. Per quello mi arrabbio un po' con queste robe, perché no, il lag al giorno d'oggi, nel 2025, non dovrebbe esistere. Il lag cos'è? Il lag è lo scattino, il rallentamento. Se ne parlava un casino quando eravamo boccia nei videogiochi, nei primi videogiochi 3D, perché giustamente le macchine erano tirate, non ce la facevano quella volta a far girare cose del genere, ma oramai arrivati nel 2025, appunto, per aprire un programma di musica o un Google Maps, il tutto dovrebbe essere immediato ed estremamente fluido, anche al di sopra dei 60 fps, porca miseria, che sono i fotogrammi a secondo. Per carità, parlando di questi iPhone qua, è vero, sarà per molti anche uno status symbol, una moda, però è anche vero, ripeto, purtroppo, lo ripeto all'infinito, purtroppo, che noi abbiamo sempre questi strumenti in mano, e quindi mi sembra il minimo che questi strumenti debbano essere sempre ultra reattivi, cioè veloci, lisci, fluidi, piacevoli, con una qualità del touch, nel senso che se clicco qua funziona, non che devo cliccare 2 o 3 volte perché non ha preso, sennò vivi una vita stressata, perché appunto, ripeto, per quanto sbagliato sia avere queste diavolerie sempre in mano, ce le abbiamo sempre in mano, ok? Fioi, sarebbe un po' come dire, per quanto è sbagliato avere una fionda e tirare sempre i lampioni tutti i giorni, avere la fionda sempre in mano, ripeto, per quanto sbagliato sia tirare a sti lampioni, ma almeno cazzo avere una buona fionda, cazzo ce l'hai sempre in mano, quindi prendi una fionda di qualità. Se la usassi una volta al mese, una volta alla settimana, allora prendi una fionda da 2 euro. Oh, camper americano, guardalo, che forte, anche la barca dietro, la barca di Popeye, che sarebbe braccio di ferro.
Allora, aspetta, non ci ha passato la vecetta che dopo bisogna pagare la nuova. Sì, mi hanno già buttato là, cioè se vuoi accompagnare il cane, nel senso che il cane, vabbè, si vede che ha la frutta, ovviamente adesso il cane non me lo si tocca, ok? Che discorso, perché il cane sta bene, qualsiasi cosa sia, perché adesso il pus è un po' andato via, non del tutto, quindi mi hanno dato altri antibiotici, qualsiasi cosa sia, ha detto, cioè se è per te così che vuoi sapere, se no non ha neanche senso. Ma io ho detto anch'io, no, non andiamo là a bucare il cane inutilmente, analizzarlo, tanto l'età è quel che è, cioè se si sa che è una brutta malattia o altro non si può comunque rimediare, hai capito? Non è che c'è un farmaco da prendere o altro, un'operazione, quindi niente, così basta. L'hanno vista, mi ha detto oh, sì, continuare a mettergli, questo può essere utile anche per te, l'Hypermix è un cicatrizzante, viene utilizzato molto anche nei cavalli, in quanto più che cicatrizzante, cioè oltre al fatto che è un cicatrizzante, allontana molto le mosche, ok? Quindi molto importante per quello, perché sai, quando c'è una piccola infezione in animali che stanno fuori, tipo lei o i cavalli, arrivano le mosche e ti fanno le larve dentro, hai capito? Quindi la ferita poi peggiora notevolmente. Quindi quello e basta, è da sperare che resti così, insomma, ecco, perché così effettivamente al cane non fa né caldo né freddo, insomma, ecco, che non si ingrandisca e che non siano brutte cose. Che il cane muoia, ha detto anche lei, spero che ti muoia come l'altra, cioè di morte naturale, nel senso proprio, cioè si è addormentata la Rise, mi si è addormentata in braccio proprio, senza occhi spaventati, cose strane, proprio tranquilla così, ha chiuso gli occhietti, si è spenta. C'è una cosa bellissima che auguro a tutti, cioè non solo per gli animali, anche per voi proprio, cioè di addormentarvi e basta, e finirla là così tranquillamente, senza rendersene conto, ecco, in qualche modo, cioè proprio senza neanche nessuna botta, nessun spauracchio, niente proprio. E ha detto, vista l'età, siccome anche vista l'età ho sospeso anche altre cose, tipo il Cardotech per la filaria e tante altre cose, perché della serie, se anche dovesse prendersi la filaria non farebbe mai a tempo a svilupparsi, e quindi anche là ha detto avveleniamo il cane il meno possibile e così basta, niente, non c'è nient'altro da dire. Io sono comunque in qualche modo sereno, visto che è da anni che mi preparo al saluto del cane, spero solo, lo ripeto all'infinito, che sarebbe bello, sarebbe fantastico che il saluto fosse come quello con Rise, quindi con zero dolore da parte sua, zero anche spavento proprio, cioè un semplice addormentarsi. Spero sempre di non doverle mai fare la puntura, questo per un discorso egoistico, perché poi avrei comunque i sensi di colpa, anche se lo dici lo faccio per il bene, ma non c'entra, e comunque avrei i sensi di colpa. Un po' come quando dici va uccido zingari o i neri che rubano eccetera, sì lo so, faresti un bene all'umanità, però alla comunità, scusa, però comunque è la vita di un'altra persona che tu interrompi, hai capito? Quindi alla fine non va bene neanche quello, insomma. Vabbè, una settimana di antibiotico, quindi una settimana nella vecchia casa, vabbè, dai, tanto la prevista pioggia, adesso mi farò il pieno di GPL e così se serve attacco il generatore. E credo di avere una piccola, diciamo, perdita, in quanto parte dopo il sesto tentativo, quindi può essere che magari anche consuma di più, però io qua ho il problema che non conosco nessuno di onesto che mette le mani nel GPL, solo ladri, e quindi, ma ladri, cioè non ladri nel senso che uno è caro e quindi lo chiami ladro, no, ladro nel senso che se devi fare una cosa tipo da 120 euro ti mette in conto 600, hai capito? Quindi sono qua che chiedo in giro, nessuno sa dove, però dico boh, cazzo, beh, è strano, cioè, e quelli che hanno la macchina GPL, cioè il motore GPL, boh, però sai, qua, almeno qua da noi dopo dicono no, ma è un camper, è diverso, cioè è un generatore, è sempre un motore, è un generatore, cioè, allora come se io dicessi, quando mi dicono di aggiungere cose magari sul sito, io gli rispondo no, ma è stato fatto con Wix, con Flazio, che sono dei servizi che generano delle pagine web, cosa c'entra?
Cioè, comunque bene o male l'interfaccia più o meno è quella, quindi comunque io sono un informatico e ci arrivo. Vabbè, boh, sentirò anche la fabbrica, magari andrò a farmi un giro a Ravenna, anche se mi diranno di no. Perché il problema è che se io lo porto tipo la Top Group, loro me lo smontano e me lo mandano lì in fabbrica a Ravenna. E allora, cazzo, porco, a faccia dei ruinazzi fioi. Ovviamente c'è la strada chiusa per lavori da tipo, non so, 2 mesi, porca troia. Quindi giro della miseria, mezzogiorno e 27 e non ho ancora lavorato, cioè devo ancora iniziare a lavorare. E sono partito alle 6 del mattino, cioè porca troia. Vedi, quando dico, adesso Assa sta nel campo, ha detto che non mi può niente, ma quando dico di cercare più che avere, più che guadagnare, di non buttare fuori, e non parlo solo di soldi, parlo proprio di tutto, anche di tempo, quindi cercare prima di tutto di togliersi il più possibile le rotture di coglioni, poi si pensa a guadagnare, a fare entrare i soldi, a impiegare bene il tempo e tutto quello che vuoi. Dopo, per carità, questa è la mia filosofia, ognuno ha la sua. Io do sempre la massima importanza prima avere quel sano equilibrio di rapporto rotture di coglioni guadagno, hai capito? E quindi sì, esatto, cerco sempre di non sprecare i soldi, perché non sprecandoli poi posso spenderne il doppio o il triplo, non restano là, no, non preoccuparti. E di non sprecare il tempo, perché dopo posso avere più tempo per andare in bicicletta, stare con la famiglia, eccetera eccetera eccetera. E no, ovviamente il cane non è uno spreco di tempo, almeno lei e dopo, per carità, il fatto che c'era tanta gente al veterinario, c'era tanto traffico e tutto quello che vuoi, quello è un altro discorso. Allora, cacca e a Toto continua a darmi sempre questo errore qua. Ripeto, non sono particolarmente contento, l'ho detto più volte, perché non rispecchia la mia filosofia. La mia filosofia è quella di spendi un po' di più ma non avere rotture i coglioni, cioè spendi di più per avere qualcosa, no spendere meno per non avere o per aver fastidi. Pausa mantenimento dello Stato, ossia pausa fatturazione. Che significa pausa lavoro? Potrò mangiare anch'io dei soldi che guadagno, porca miseria. E che cazzo, lavoro come un veneto, qualche regalino potrò anche prendermene, che devo lavorare sempre solo per mantenere la mafia dello Stato, porca miseria. Attenzione, per chi non dovesse saperlo, mafia è inteso come atteggiamento, non come famiglia mafiosa, pertanto è corretto. Mafia nel senso obbligare qualcuno con la forza a fare delle cose che lui non vuole per trarne guadagno. Ok, questa è la mafia. Certo, si potrebbero utilizzare altri termini, un po' come quando negli anni 70 si diceva fascismo, ma non era inteso, come spiegava il buon Pasolini, in riferimento al periodo ormai paleostorico del fascismo, ossia di quei 4 delinquenti che sono saliti al potere e hanno combinato più malanni che altro, no? È inteso come atteggiamento di bullismo, inteso come atteggiamento di dittatura. Allora ragazzi, a parte la frizione nuova che è già dal meccanico, la revisione delle sospensioni sia anteriore che posteriore, sì la voglio fare completamente nuova sta moto, proprio al 100%, mancava solo quello. Poi però già che si rifà la frizione, ho detto curiamo anche la parte estetica. Mi sono preso il piattello della CNC color nero per poi abbinargli le molle rosse e i piattelli neri sempre della CNC. Questo perché la frizione nelle Ducati, soprattutto nella mia, è a vista e creando quel movimento rotatorio con le molle rosse crea quell'effetto fuoco, no? Molto, molto bello, e comunque un colore abbastanza neutro, cioè tutto nero solo con le molle rosse. La molto è rossa, quindi perfetto. Ho studiato varie combinazioni. No, cosa hanno combinato? No, mi hanno mandato una leva rossa. Vabbè, hanno detto che me lo cambiano, tanto io non ho nessuna fretta, perché queste cose vanno cambiate quest'inverno, quando ci sarà proprio il gelo. Porto la moto dal mio amico meccanico e mi faccio fare il tutto. Cos'è? Ogni tanto si incastra. Allora adesso so sbloccare. Vedi tu. Eccola, guarda che bei giri. Che giri belli, guarda. È proprio un bel giro. Sì, un giro bello.
Sì, che bel giro, che bel giro, che bel giro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un bel giro, è proprio un bel giro. Sì, bel giro. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see?